il grafico, nell'idea, non deve sapere che la funzione apri è implementata dal determinato metodo che si trova nel code behind, semplicemente dice application.apri, application.print, application.new e il codice dietro farà qualcosa quando vengono scatenati quei comandi. Il binding. Il binding, anche qui è tutto un mondo nuovo, noi siamo abituati. Il binding è l'unione tra i dati e quello che viene presentato sull'interfaccia utente. Noi siamo abituati a farlo con Visual Studio vecchio, Windows Form, da interfaccia grafica. L'interfaccia grafica ci genera un pezzo di codice che ha un comando di binding che poi a runtime viene eseguito e viene interpretato. Su VPF il meccanismo più o meno è lo stesso, però le potenzialità del binding non sono soltanto verso i dati, dai dati verso l'interfaccia utente e viceversa, ma sono anche tra controlli dell'interfaccia utente tra di loro. Per cui posso bindare tutto quello che mi viene in mente. Per esempio posso prendere uno slider e bindarlo alla dimensione di un controllo. Per cui faccio così con lo slider e mi si allarga una finestra e automaticamente fa lo zoom. Non ho scritto codice, ho bindato tra di loro due proprietà e gli ho detto che doveva fare una determinata cosa. Per cui ci sono tutta una serie di potenzialità legate al binding che sono state introdotte con VPF, dove all'inizio uno dice devo prenderci un po' di familiarità per metterci mano, però poi mi accorgo che mentre lo uso sono delle cose veramente, veramente potenti. Poi altra caratteristica, vabbè, ce ne sono tantissime, sfrutta tutte le caratteristiche delle schede grafiche, per cui non utilizza più, diciamo, cose ad alto livello, ma va direttamente di DirectX dove può e quindi fa delle trasparenze, fa gli effetti, tutto quello che riesce a fare la scheda grafica, il sistema operativo lo comunica